Mercoledì 29 ottobre, buongiorno Sicilia, ben trovati a un ennesimo appuntamento da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da Lorena Dolci. E noi siamo pronte, Lorena, naturalmente ad iniziare questa puntata all'insegna del nostro consueto ping pong tra l'informazione siciliana, quella che vi abbiamo raccontato e anticipato nei nostri telegiornali e quella poi riportata sui quotidiani. Iniziamo subito con il caso della povera Marianna Bello, la donna, lo ricorderete, che è stata ricercata per tantissimi giorni, oltre 2 settimane, dopo essere stata trascinata dalla forza delle acque in quella che è stata l'alluvione del 1° ottobre a Favara. Siamo nell'Agrigentino, il corpo poi è stato ritrovato, adesso i familiari vogliono giustizia, chiedono l'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo. Sentiamo. Un esposto per omicidio colposo è stato presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento in relazione alla morte di Marianna Bello, la 38enne travolta dall'acqua e trascinata via dal convogliatore idraulico di Piazza della Libertà a Favara durante il nubifragio del 1° ottobre scorso. A depositarlo è stato il marito Renato Salamone, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano. Nel documento si ipotizza una catena di omissioni e negligenze che, secondo la denuncia, avrebbe portato alla tragedia. Tra gli indagabili figurano l'ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione Civile regionale, accusato di aver sottovalutato l'intensità dell'evento meteorologico, classificando l'allerta gialla invece che rossa, e diversi funzionari comunali, tra cui il sindaco di Favara Antonio Palumbo e i tecnici Pietro Calì, Antonio Giancani e Giuseppe Milia, ritenuti responsabili della mancata manutenzione delle opere idrauliche. L'esposto parla di un convogliatore abbandonato con griglie aperte o divelte, senza segnalazioni di pericolo. Marianna Bello, sorpresa dalla piena mentre cercava riparo, sarebbe stata risucchiata nel canale, come mostrano i video circolati sui social. Il corpo della donna fu ritrovato 19 giorni dopo a oltre 10 chilometri di distanza. La procura, guidata dal dottor Giovanni Di Leo, valuterà ora se procedere con le indagini nei confronti dei soggetti indicati nell'esposto. E di questa vicenda, Lorena, praticamente si parla su tutti i giornali. Sì, su tutti i giornali, lo andiamo a leggere sul quotidiano La Sicilia, perché come avete sentito, dopo giorni e giorni di silenzio, i familiari hanno rotto il silenzio appunto per presentare un esposto. Tutto ruota, leggiamo sulla Sicilia, attorno al grado di allerta meteo diramato quel giorno dalla Protezione Civile regionale e appunto allo stato di abbandono del collettore delle acque piovane che mancava delle griglie di chiusura. Nel documento esposto presentato dai familiari per individuare i responsabili della morte della donna, e quindi si chiede l'apertura di un'inchiesta nei confronti, fra gli altri, dell'ingegnere Cocina, direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile regionale. Che cosa scrive il legale? Che se avesse diramato l'allerta rossa, ciò avrebbe comportato la chiusura delle scuole da parte del primo cittadino, e la signora Bello quel giorno dunque non avrebbe lasciato i figli a scuola, ma sarebbe rimasta con questi ultimi nella propria abitazione. E poi i familiari della donna puntano il dito anche contro le gravi responsabilità del comune per la mancata manutenzione appunto di questo convogliatore idraulico che poi, come sappiamo, ha inghiottito. Certo, quello dell'allerta meteo è un tema molto controverso, perché sappiamo benissimo, Roberta, quante volte per esempio è diventata quasi una barzelletta, a Catania viene diramata l'allerta rossa e poi invece splende il sole. E quindi insomma tante volte la cautela, no? Anche in questo senso è stata protagonista. Certo, se ci fosse stato allerta rossa, come d'altra parte quel tipo di clima faceva ovviamente evidenziare, le scuole sarebbero certamente state chiuse, ma insomma questo poi è un discorso molto ampio e di questa storia certamente sentiremo ancora parlare. Come parliamo adesso di un fatto che ha destato piuttosto interesse, come un imprenditore, noi raccontiamo di solito l'imprenditore vessato dagli usurai, ecco, lui è diventato un usuraio con denaro prestato a tassi davvero astronomici. Sentiamo. Questa volta il commerciante non è la vittima, ma l'estortore. A Caorleone, nel palermitano, ha arrestato un imprenditore agricolo incensurato che prestava denaro illegalmente con interessi usurai superiori al 100%. Le indagini avviate un anno fa dopo la segnalazione dell'associazione antiracket a Dio Pizzo.
che aveva raccolto le denunce di un commerciante e di una famiglia che si era trovata in difficoltà, entrambi di Corleone. Un percorso lungo e delicato per le vittime che, non potendo più far fronte ai pagamenti che in pochi mesi erano decuplicati, hanno deciso di denunciare. Così mesi di appostamenti, intercettazioni telefoniche, controlli bancari sono serviti agli investigatori per risalire all'intreccio perverso che legava l'estortore alle vittime. In molti casi il commerciante riscuoteva in contanti o con assegni, per chi non poteva pagare poi era costretto a svendere un immobile di proprietà o cedere l'attività commerciale. Ad aprile era scattato per lui il sequestro preventivo di conti correnti e di un terreno. In una nota, Dio Pizzo ricorda l'importanza, come in questo caso, della collaborazione delle vittime, che sono riuscite ad affrancarsi dal fenomeno asfissiante dell'usura. Allora, un imprenditore usuraio, Lorena. Sì, lui è un imprenditore usuraio, evidentemente aveva fatto i soldi, ma le vittime sono degli altri commercianti. E c'è da segnalare, lo leggiamo sul quotidiano La Sicilia, che l'inchiesta è partita dalla segnalazione dell'associazione anti-racket a Dio Pizzo e la denuncia di un commerciante locale che ha raccontato di essere finito in un vortice di minacce. A fronte dei 15.000 euro ricevuti, Sole, appunto questo arrestato, ne avrebbe preteso oltre 60.000, ottenendo in cambio la cessione gratuita di un'attività commerciale e l'acquisto di un immobile a prezzo irrisorio. Ma ci sono anche dei particolari in questo articolo, cioè che quando un giorno la vittima rimase senza corrente elettrica per il mancato pagamento di una bolletta, e qui da qua si capisce lo stato di difficoltà in cui versava, l'indagato avrebbe reagito con violenza, lo avrebbe afferrato per il collo tentando di strangolarlo, gridando frasi come "ti ammazzo, ti scippo le corde vocali, ti scasso tutto". È scattato il sequestro preventivo, poi un'altra vittima ha avuto il coraggio di denunciare, aveva chiesto 17.000 euro in prestiti, ma l'importo sarebbe raddoppiato in pochi mesi, pagato attraverso una lunga serie di assegni postdatati, e poi la pistola fumante. I carabinieri hanno rinvenuto assegni in bianco firmati dalle vittime con già indicate le cifre dei prestiti da restituire. Insomma, una storia veramente incredibile, e qui emerge come la denuncia sia sempre ovviamente alla base di una soluzione vicina. Cambiamo completamente argomento, perché la politica regionale tiene banco, lo fa per ovviamente i lavori all'ARS, lo fa per equilibri più o meno instabili nella maggioranza e non solo, ma lo fa anche per quella che è la situazione del caso Galvagno, dell'inchiesta sul presidente dell'ARS. Si aggiungono dalla Procura di Palermo nuove accuse. Sentiamo. Il presidente Galvagno non parla, ma lo fa attraverso i suoi legali, l'avvocato Vittorio Manes, ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, che sul nuovo avviso di chiusura indagini spiega che è sostitutivo e modificativo rispetto a quello precedente, dove c'è qualcosa di meno e qualcosa in più, con le contestazioni aggiuntive che riguardano i comportamenti di un collaboratore e concernenti l'utilizzo improprio dell'auto di servizio, rispetto alle quali il presidente dell'ARS avrebbe avuto, si ipotizza, l'onere della verifica. La Procura della Repubblica di Palermo contesta a Galvagno le ipotesi di reato di falso e truffa. Il presidente avrebbe attestato falsamente giorni e orari di inizio e fine missioni, inducendo l'amministrazione a erogare indebiti rimborsi e somme. Riguardo alla truffa ed al falso, la Procura contesta che il presidente avrebbe avuto un onere di controllo sulle richieste di rimborso effettuate dall'autista. Naturalmente abbiamo ritirato ieri gli atti e stiamo provvedendo insieme al professore Manes e all'avvocato Reina allo studio degli stessi, per dimostrare anche in modo documentale l'assoluta estraneità ai fatti del presidente Galvagno. Non c'è più invece nel nuovo avviso di conclusione indagini alcun riferimento alla presunta corruzione relativa ai finanziamenti per il Capodanno di Catania 2024, su cui gli avvocati di Galvagno avevano presentato materiale documentale e testimoniale. Non è più riportato, per cui stiamo cercando di approfondire la questione interloquendo con la Procura. Siamo sicuri, nel tempo aggiuntivo che abbiamo a seguito di questa nuova notifica, di riuscire a dimostrare l'estraneità ai fatti del presidente. E dunque, Lorena, sì,
Questa è la situazione che riguarda l'inchiesta su Galvagno, ma dicevamo la politica tiene banco. Sì, tiene banco perché come sappiamo si va al voto con la manovra finanziaria regionale. Sì. Tra l'altro so che tu ne parlerai. Ne parleremo oggi, ne parlerà Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL. Oggi c'è una conferenza stampa proprio per illustrare quelle che sono le proposte, no? Perché adesso ci saranno anche le proposte dei partiti, no? Certo, e poi naturalmente ci sono grandi manovre in corso, fra cui c'è uno dei più grandi manovratori siciliani, il Raffaele Lombardo, che fa rilancio di Grande Sicilia e tessere di Forza Italia. Lombardo tiene acceso il doppio forno, si risveglia la triplice alleanza, ieri con Micichella Galla per la corsa bis a Palermo, quindi per sostenere nuovamente la candidatura di La Galla a Palermo, ma gli autonomisti in campo per il congresso di Forza Italia, dove Lantieri lascia per la Democrazia Cristiana, i timori per l'overbooking delle liste comuni, cioè tutti puntano e vogliono mettere troppi candidati, l'antidoto della nuova legge elettorale. Praticamente, appunto, a parte la ricandidatura di La Galla alla guida di Palermo, chi si aspettava la liquidazione di Grande Sicilia è rimasto spiazzato e un certo disorientamento si respira anche in casa autonomista, soprattutto tra quelli che vedono nell'affiliazione con Forza Italia la via migliore alla sopravvivenza, ma anche in questo caso Raffaele Lombardo appunto ha spiazzato tutti. Adesso il calcio lo facciamo parlandovi della brutta prestazione di ieri sera alla favorita del Palermo nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B. 3 gol subiti, nessuno segnato appunto in casa per i rosanero, è finita 3-0 contro il Monza in una partita davvero da definire imbarazzante. Sentiamo. Sconfitto, dominato e adesso anche in piena crisi. Al Barbera il Monza passeggia 3-0 al Palermo e prestazione imbarazzante dei rosanero alla seconda sconfitta consecutiva. Un solo punto in 3 partite. Una partita che il Monza ha vinto giocando con praticità e sfruttando le lacune difensive dei siciliani. Si sente come l'assenza di un giocatore come Bani. Il Palermo infatti presta il fianco agli avversari che oltre ad avere giocato meglio hanno segnato sempre nei momenti topici della gara. Inzaghi cambia assetto tattico 3-5-2, ma la sostanza non cambia. Il Palermo ha poco gioco e non riesce quasi mai a creare nitide occasioni da gol. E dire che sono proprio i rosanero a sfiorare il gol con Poyampalo, cross deviato e palla che per poco non beffa il portiere del Monza. Solo un'illusione. La squadra di bianco inizia a giocare a calcio e nelle ripartenze, soprattutto Corazzi, diventa devastante. Leduaron e Poyampalo non dialogano, a centrocampo manca il fosforo. 35esimo, grandissima parata di Joronen su Obiang e il trailer al gol che arriva 4 minuti dopo. Dani Mota scappa via e trafigge Joronen che non esce. 0-1. Ripresa, lo spartito è sempre lo stesso, il Palermo fatica tantissimo a creare gioco e allora al 50esimo Izzo sovrasta tutti e mette all'angolino la palla del 2-0. Scricchiola il Palermo, la manovra è frizzata, i cambi non danno l'esito sperato. Il Monza in contropiede sfiora il gol, Brunori sbaglia la rete della speranza e allora all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con Azzi. Palermo stordito, sconfitta che fa male, rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. Allora, il nostro Marco Gullà ha detto il Palermo che passeggiava, ma qua penso che i titoli si siano sprecati oggi, Lorena. Beh, la parola più ricorrente è crisi. Repubblica scrive secondo flop di fila, il Monza vince 3-0, apre la crisi del Palermo, quindi si va già all'analisi di questo risultato. Il Palermo in crisi, il primo passaggio a vuoto del campionato è appunto certificato dal 3-0 col quale il Monza passa il Barbera, ma soprattutto dal modo in cui la sconfitta è arrivata. Un punto in 3 partite è un bottino sicuramente magro per una squadra che ha iniziato il campionato con ambizioni di promozione e che soprattutto non riesce ad esprimere il gioco visto nelle prime partite della stagione. Se con il Modena era arrivato un campanello d'allarme, le 2 sconfitte consecutive sono segnali sui quali Inzaghi dovrà riflettere. E di questo ovviamente ci occuperemo anche nei nostri telegiornali. Adesso invece proseguiamo, Lorena. Questi sono stati alcuni degli argomenti trattati dai nostri TG e dalla stampa sui giornali, ma che cosa c'è? Di cosa si parla oggi?
Sì, allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dalla Sicilia, c'è appunto ovviamente sull'informazione locale la storia di cui abbiamo già parlato, inghiottita nell'alluvione, Europachino irresponsabile, l'esposto presentato dai familiari, e poi da Portopalo questa notizia: dal battibecco con i bulletti alle bastonate ferito un 72enne, ma la fotonotizia, vedete qua, è dedicata ai nuovi cartelli apparsi sul versante sud dell'Ette. Nel titolo è off limits, perché dopo il divieto d'accesso, o meglio il biglietto a pagamento per la visita ai crateri silvestri, molti altri proprietari di terreni privati hanno deciso di esporre questi cartelli e di recintare queste aree, ma lo vedremo più nel dettaglio più avanti. Il Giornale di Sicilia punta invece assunzioni nelle imprese, 200 milioni dalla regione è il punto cardine della finanziaria, fino a 300.000 euro in 3 anni a singola azienda. E poi vediamo il naufragio, mi dicevi dei termini che vengono utilizzati, ecco, il Giornale Sicilia usa la parola naufragio rosanero 0 a 3. E poi usura a Corleone, arrestato un imprenditore che praticava appunto interesse al 100%. Gazzetta del Sud, ancora la finanziaria da 600 milioni in taglio alto. E poi Mattarella, la ricostruzione alla Camera del guanto, sapevano tutti dal 1980. Il guanto è quella prova, un guanto perso dall'assassino, di cui poi si sono perse le tracce, che è al centro della riapertura dell'inchiesta sul delitto Mattarella. C'è poi l'incidente avvenuto in provincia di Messina, Giammoro precipita con l'auto dopo lo schianto, muore la 49enne Maria Rosa Cavò. Ancora per le prime pagine, la Repubblica dedica l'apertura a questa inchiesta dedicata agli affitti brevi e quindi alle case vacanze. L'Eden degli affitti brevi, la regione cambia le regole, ma in realtà vedremo che è per agevolare. E poi assunti senza concorso, la via breve degli interinali, cioè quelli assunti attraverso appunto le agenzie interinali. Allora entriamo nel dettaglio. Privati dell'Ette, non spuntano altri cartelli, vedete qui la vignetta, qui no, lì no, là neppure, là nemmeno. Dopo i crateri silvestri è stato più facile per i proprietari di diverse aree del vulcano intervenire sui loro spazi, come hanno fatto appunto a sud i titolari di una ditta. E qui siamo in territorio di Belpasso, Etna Hexagonal Trekking, proprietà privata, c'è anche una catena che dovrebbe limitare l'accesso. E che cosa racconta questo guida, che è anche un rappresentante di un'agenzia turistica? Visto che sull'Etna adesso possiamo dire che esiste la proprietà privata, noi diciamo che è privato anche il nostro, e così diciamo a cascata su varie zone. Andiamo avanti, siamo sul quotidiano Repubblica, depistaggio strage via D'Amelio. Purtroppo la storia d'Italia è costellata da questi depistaggi, in questi giorni tiene banco quella sul delitto Mattarella, ma naturalmente si è parlato sempre molto del depistaggio sulla strage di via D'Amelio. C'è stato ieri un'udienza del processo a Caltanissetta, un poliziotto testo in aula dice: non abbiamo trovato tracce dei sopralluoghi effettuati da Scarantino, che è appunto, come sapete, il falso pentito che si era autoaccusato della strage su pressione dell'allora squadra mobile. 2 relazioni spuntate solo per caso a distanza di 30 anni dalla strage di via D'Amelio, dagli archivi della squadra mobile di Palermo, e che adesso arrivano per la prima volta in aula. E dalle annotazioni emerse da questa palude si apprende che erano state inghiottite nel buco nero della strage in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Ma cosa c'era scritto su quelle relazioni? E cioè il 28, 29 e 30 giugno del 94 i poliziotti che indagavano sulle stragi del 92 fecero dei sopralluoghi con il falso pentito Vincenzo Scarantino. E questo è quanto si apprende purtroppo a distanza di 30 anni. E poi dicevamo c'è questo approfondimento sulle case vacanze che troviamo sul quotidiano La Repubblica, l'indotto d'oro delle case vacanze. Perché l'indotto d'oro? Perché attorno ai proprietari delle case, che ovviamente hanno un guadagno, c'è tutto un giro di imprese di pulizia, lavanderie, negozi di vicinato, idraulici, elettricisti e fino naturalmente alle aziende di fornitura di prodotti. Un business che ha un suo robusto indotto
l'indotto e che solo a Palermo vale circa 150 milioni di euro. In pratica, secondo uno studio, per ogni euro incassato da questa attività vengono restituiti 3 alle attività satelliti. Tra l'altro le attività dell'indotto, viene fatto notare, sono diffuse sul territorio e i posti di lavoro si creano in prossimità delle strutture. C'è la testimonianza di questo gestore di 200 appartamenti, dice: siamo quelli che hanno creato più posti di lavoro in città. Ma chi sono quelli che scelgono appunto le case vacanza, soprattutto generazioni Z e americani? Ecco l'identikit degli ospiti che scelgono gli affitti brevi. Il mercato palermitano, ma io aggiungerei anche quello di Catania, è dominato da grandi gestori con guadagni record. La zona più gettonata è il centro storico, boom di under 25, soprattutto stranieri fra gli ospiti. E poi facciamo un salto sul quotidiano La Sicilia, perché fa una panoramica dei graffiti che appaiono sulle strade e che certo non sono un'attrazione per i turisti. Il graffitare innamorato, questo è un classico che deturpa i muri. Siamo in via Giuseppe Garibaldi a Catania, i palazzi storici con le facciate che magari erano state da poco ripuliti, nuovamente vandalizzate. Ed ecco qua una carrellata di queste dediche: Minuzzi ti amo, è sempre lo stesso, si capisce anche dal carattere ma anche dal nome, il mio cuore non vuole dimenticarti. Quindi è un innamorato evidentemente abbandonato che ha deciso di sfogarsi così sui muri. E poi andiamo avanti, appunto ASL 118 assunzioni senza concorso, la scorciatoia delle società interinali in queste 2 aziende partecipate della regione, che sono appunto quelle dei trasporti pubblici e quella dell'emergenza delle ambulanze. Parliamo ancora di finanziarie, parole chiavi: lavoro e imprese con tanti incentivi. E poi in chiusura l'affare del carro estinto, la Sicilia è prima in Italia per numero di imprese. Non credo che sarà perché si muore di più in Italia, evidentemente no, questo business è più parcellizzato. Allora Lorena, come sempre, arrivati a questo punto, prima di dare spazio alla rassegna stampa che riguarda le notizie nazionali e internazionali, noi andiamo a vedere com'è il traffico in città a Catania. E dunque subito la prima immagine che ci viene dal via Vincenzo Giuffrida, come diciamo sempre un po' una porta d'ingresso ma anche una via di uscita verso fuori dalla città. Vediamo che più o meno l'immagine si assomiglia ogni giorno. Strisce pedonali. Ecco, vediamo tutto con vediamo anche le infrazioni. Con la nostra telecamera, traffico ovviamente veicolare nella norma rispetto a quest'ora, e andiamo adesso sulla circonvallazione, nel tratto di Viale Odorico da Pordenone, dove comunque c'è sempre piuttosto traffico, ma in questo momento le auto scorrono, sì. E quindi insomma nervi assolutamente al riparo per tutti gli automobilisti. Come sempre cose più poetiche, sebbene il tempo di oggi non faccia vedere praticamente nulla del sono vulcano. tutte sull'Etna le nuvole, perché Catania ancora c'è il sole, ma però ce la nasconde completamente. Si nasconde completamente. Vediamo un po' la prospettiva da Taormina. Ecco, qui invece sappiamo che c'è l'Etna. E sono in tempo reale, le 2 immagini sono tutte e 2 in tempo reale. Sì, e questo insomma un meteorologo potrebbe spiegarci bene come la parte, insomma, le nuvole siano distribuite in questo momento sulla sommità del vulcano. Dunque è il momento adesso di fermarci per una pausa e torniamo tra pochissimo a Buongiorno Sicilia per il seguito della rassegna stampa. Siamo ritornati in studio, Buongiorno Sicilia. Prima di dare la linea a Lorena Dolci, una notizia che arriva da Messina. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un calabrese responsabile di autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'uomo aveva costruito una rete di società allo scopo di reinvestire i guadagni illeciti che erano stati guadagnati e accumulati con diverse truffe finanziarie, e quindi era riuscito a nascondere la provenienza di questi fondi. A te Lorena per ovviamente la seconda parte della rassegna. Sì, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali, le prime pagine dedicate
più o meno tutte, da una parte alla rottura della tregua, speriamo che non sia anche che fa vacillare la pace, ma speriamo che regga anche a questi bombardamenti, e poi l'ennesimo femminicidio con l'assassinio di Jessica, uccisa con un numero smisurato, scrivono, di coltellate dal suo ex compagno. Allora partiamo dal Corriere della Sera, appunto scenario internazionale, raid su Gaza, tregua in bilico, Orbán vuole un blocco anti-Kiev con Slovacchia e Repubblica Ceca, all'ordine di Netanyahu, Hamas viola l'intesa, colpiamo. E poi c'è il caso degli ostaggi, e qui in basso vediamo il volto di questa bellissima giovane donna brasiliana uccisa dal compagno brasiliano, anche lui, che si è tolto il braccialetto elettronico, e qui nasce anche la polemica, e l'ha massacrata. Orrore a Verona. Repubblica, Gaza tornano le bombe, tregua in bilico, Netanyahu ordina all'IDF e massicci attacchi immediati e accusa Hamas. Qual è l'accusa? Che ci ha ingannato con i resti di un corpo già riconsegnato. E gli USA tranquillizzano, dice sono solo scaramucce. E qui ritroviamo l'omicidio di Jessica, ecco un numero smisurato di coltellate, si è proprio accanito sul corpo. E poi in basso, travolge un anziano in carrozzina, indagato Martinez, portiere dell'Inter. Ancora sulla Stampa i due temi, inferno Gaza e un odio smisurato sotto il volto di Jessica. Allora andiamo poi nel dettaglio, partiamo dal scenario internazionale con cessate il fuoco a rischio dopo i bombardamenti con cui l'IDF si è accanito sulla striscia. Hamas ha violato i patti, l'accusa di Netanyahu sui corpi degli ostaggi, e poi ordina all'esercito colpite duro. Qual è stato la cosa che ha fatto scatenare nuovamente questa rappresaglia? La messa in scena della salma, che appunto ha fatto infuriare Israele, ripresa da un drone. La sequenza della truffa orchestrata da Hamas, si vedono in questo video alcuni miliziani che portano un corpo nel cratere, iniziano a seppellirlo per poi fingere di aver trovato un altro ostaggio. Un drone li ha filmati e ha smascherato questa messa in scena. Se poi questo giustifica una rappresaglia è da vedere. Noi gazawi, abitanti di Gaza, stremati e increduli, torna l'incubo di caresti e morte, la gente corre al mercato a fare provviste, prezzi alle stelle, dicono finché c'è Bibi, cioè Netanyahu, non c'è speranza. L'altro scenario invece naturalmente è quello che in Ucraina c'è una stretta sul petrolio russo a causa del nuovo pacchetto di sanzioni applicato dagli Stati Uniti. Lukoil, una dei colossi del petrolio russo, vende le sedi estere, colpa delle sanzioni. La mossa del gigante è il primo segno che le misure di Trump stanno mordendo. Lavrov rassicura: non attaccheremo la NATO. E sempre collegato un po' a quanto sta succedendo in Israele, c'è questo bruttissimo episodio avvenuto all'Università di Venezia, la Ca' Foscari, dove un gruppo di studenti o con degli infiltrati hanno impedito un convegno perché c'era ospite questo rappresentante di un'associazione ebraica ma anche democratica, e uno degli studenti ha fatto il gesto della P38, il famoso gesto che risale agli anni di piombo dei terroristi delle brigate. Già domenica i contestatori si erano mobilitati per bloccare Fiano, e appunto questo rappresentante dell'associazione ebraica. Non si sono limitati alla lettura di un comunicato anti-israeliano e a porre fine all'incontro con cori, insulti e slogan amplificati da un megafono. Prima dell'irruzione hanno preso a pugni e calci la porta e i vetri dell'aula, con naturalmente tutta una serie di slogan chiaramente antisemiti. E questo ha creato naturalmente una coda di polemiche. Torniamo agli scenari internazionali, seguiamo Trump nel suo viaggio in Giappone, l'inchino di Tokyo con la Cina, si tratta sul fentanyl, in Giappone regali e promesse al leader che incassa investimenti negli USA. Sembra quasi tanto rumore per nulla, perché dopo tutte le minacce di dazi si stanno raggiungendo vari accordi bilaterali. Domani vertice in Sud Corea con il presidente cinese, proposto un accordo su droghe e dazi. Appunto, tra l'altro il fentanyl
che ha invaso gli Stati Uniti e c'è una vera e propria epidemia con tanti morti. Si va al voto anche in Olanda tra odio e instabilità, l'estremista di destra avanti nei sondaggi ma nessuno vuole più governare con lui, subito dietro la sinistra e i centristi, quindi vento di destra un po' in mezza Europa. Cronaca italiana, sedicenne ammanettato a Torino, la protesta di 120 famiglie, i genitori scrivono al preside, nessuno è intervenuto per evitare gli scontri e proteggerlo. E poi appunto Lukoil apre le offerte per gli asset all'estero dopo le sanzioni americane, l'industria d'auto di Togliatti lavora solo 4 giorni, Mosca vive la grande crisi e questo viaggio nell'industria russa, fabbrica senza operai, colossi del petrolio in vendita, l'economia russa allo sbando. Il governo invece in Italia approva il decreto che rafforza le misure per evitare gli incidenti in azienda, introduce premi per le imprese virtuose. La ministra Calderone dice siamo sulla buona strada, sappiamo che quello degli incidenti sul lavoro è una vera e propria epidemia che vede tra l'altro la Sicilia e Catania ai primi posti e il governo ha investito 900 milioni di euro a regime l'impatto all'anno delle misure del decreto. Un nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro che a partire dal prossimo anno rafforza i controlli, aumenta le sanzioni, ma introduce anche premi a favore delle aziende virtuose ed estende a tutte le imprese il badge di cantiere e quindi speriamo che sortisca gli effetti sperati. E poi la notizia di cui parlavamo in apertura e che troviamo su tutte le prime pagine, toglie il braccialetto elettronico e lo uccide, sulla ex un numero smisurato di coltellate. Jessica Stapazzollo aveva 33 anni, l'uomo aveva già questo divieto di avvicinarsi ed era tra l'altro stato accusato di stupro dalla cognata, vediamo qua i due protagonisti, ma invece se l'è tolta e l'ha trafitta con un numero imprecisato ma comunque smisurato di coltellate, scrive la procura in una nota. È successo a Castelnuovo del Garda che ieri ha assistito al 65esimo femminicidio commesso in Italia dall'inizio dell'anno. Quest'uomo non avrebbe nemmeno dovuto incontrarlo, la sua ex compagna, perché aveva un divieto di avvicinamento ai luoghi, eppure quando i carabinieri lo hanno trovato quel braccialetto non lo indossava, se ne era disfatto chissà come e chissà quando e quindi è riuscito ad ucciderla e poi a tornare a casa sua. Poco dopo è stato individuato nell'auto il coltello usato per massacrarla, del braccialetto elettronico e invece nessuna traccia. I commenti purtroppo che seguono questi femminicidi: è stata lasciata sola, così la donna abusata finisce in una spirale e quindi gravissima la chiusura del centro antiviolenza del territorio, perché al contrario la rete andrebbe potenziata e non indebolita, cioè se no ci si indigna soltanto a parole. E infatti c'è anche questo approfondimento su Repubblica: difesa fragile, falle nella rete di protezione delle donne, dai tempi lunghi ai fondi scarsi, la battaglia a ostacoli delle vittime di violenza di genere, femminicidi e giustizia lumaca, così scadono le custodie cautelari e poi mancano i centri di aiuti e volontari, servono più aiuti e finanziamenti se si vuole veramente fare qualcosa. L'altra notizia di cronaca riportata sui giornali è questo anziano travolto da Martinez, che è il portiere dell'Inter. Il SUV del giocatore spagnolo investe la carrozzina di un uomo di 81 anni, morto poco dopo. L'accusa è di omicidio stradale. Andiamo avanti perché in Giamaica, la Giamaica è in ginocchio, è arrivato l'uragano Melissa che ha fatto tanti danni e vittime con una potenza fortissima, mentre è andata a fuoco una nave, queste navi da crociera che viaggiano sul Nilo, salvi 80 italiani che erano a bordo. Ok, e poi
OpenAI diventa a fini di lucro, ormai l'intelligenza artificiale, diciamo, fa parte delle nostre vite, lo sappiamo. OpenAI si chiama Open perché era appunto aperta e quindi non si doveva pagare, cambia completamente la sua mission, diventa a fini di lucro. Microsoft è il primo socio forte per la casa madre di ChatGPT, ormai un interlocutore consueto soprattutto per i più giovani. È un cambiamento epocale perché appunto diventa una società a fini di lucro. E con questa notizia, Roberta, ci fermiamo e ti restituisco la linea. Sì, ma ci rivediamo tra non molto, giusto diciamo per capire che cosa ci proporrai nella parte finale di Buongiorno Sicilia. Adesso ci fermiamo per una pausa e iniziamo subito con i nostri ospiti. Parleremo di un progetto molto molto bello che coinvolge i giovani, le persone portatrici di sindrome di Down. A tra poco. Ed eccoci tornati a Buongiorno Sicilia. Parliamo di sogni che si possono realizzare attraverso delle attività manuali, ma che in realtà solo manuali non sono, perché laddove si utilizza ago e filo si innesta la fantasia, e dunque di questo parliamo insieme a Christopher Gaziano, psicologo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un'iniziativa bellissima, tra l'altro anche il nome lo dice, sono sarti di sogni, e si riferisce a quello che poi è la grande attività che voi svolgete. Ovviamente lei rappresenta l'Associazione Famiglie e Persone Down di Catania, per dare, no, un contributo, un incremento alle attività di queste persone meravigliose che, devo dire, ci danno sorprese continue. Sì, esatto, Sarti di Sogni nasce proprio per questo, cioè nasce da una predisposizione che noi abbiamo visto nei nostri ragazzi, quindi sono tutti ragazzi, persone con sindrome di Down, grazie anche all'estro e alla fantasia della nostra presidente Stefania Massimino. Abbiamo visto proprio una predisposizione a questa progettualità, al cucito, il piacere nel farlo, e di conseguenza abbiamo cercato di attivare questo progetto grazie anche a una rete di crowdfunding laboriosa e ai tanti donatori. Quindi è partito tutto da un crowdfunding, si sono raccolti dei soldini, sono acquistate delle macchine per cucire. Sì, esatto, sono state acquistate delle attrezzature professionali, quindi 4 macchine da cucire, più ovviamente il materiale che viene messo a disposizione dei nostri ragazzi, con l'obiettivo di andare a creare delle bag e altra oggettistica che ci piacerebbe poi mettere sul mercato. Allora, questi sono i vostri ragazzi, sì. Sono tutti giovanissimi o c'è qualcuno un po' più grandetto? No, in realtà non sono poi così giovani come sembra, perché in realtà l'età media sta sui 27-30 anni, poi ci sono alcuni ragazzi, noi chiamiamo ragazzi, ma insomma anche di 40 anni, abbiamo i più piccoli di 13 anni, quindi diciamo è un'associazione che cerca di coprire un po' tutte le fasce di età di persone con sindrome di Down. Ecco, tutti hanno accolto con curiosità e con interesse un'attività, peraltro anche per la quale ci vuole grande pazienza, grande concentrazione, come quella del cucito. Ma infatti questo progetto, come tanti altri che noi portiamo avanti, serve anche un po' a sfatare quegli stereotipi che ci sono sulle disabilità cognitive e sulla sindrome di Down. I ragazzi spesso hanno un'ottima manualità fine, riescono a lavorare benissimo in squadra, a concentrarsi anche su progetti complessi. È chiaro che poi c'è chi è più portato, c'è chi magari si tira un attimino indietro, ma come tutti noi abbiamo le nostre predisposizioni, abbiamo delle reticenze, però sicuramente a loro piace molto partecipare. L'attività manuale tra l'altro aiuta tanto a sviluppare lo sviluppo cognitivo, ma anche a integrare delle parti di sé che ancora non si conoscono. Allora, voi avete dato vita a questa iniziativa, il sogno parte dal crowdfunding e si sviluppa attraverso una serie di tappe. Quella, diciamo, conclusiva da un punto di vista proprio del progetto è proprio il laboratorio, che sarà attivo bene a partire da martedì prossimo, ogni martedì, al Centro Commerciale I Portali. Che cosa ci sarà? Ce lo racconti? Allora, appunto con l'attrezzatura che siamo stati in grado di acquistare, grazie ai 61 donatori che
hanno partecipato sul Laboriusa al nostro crowdfunding, noi porteremo avanti appunto dei progetti volti a realizzare delle bag e altra oggettistica che contiamo già di mettere in vendita a Natale. A Natale, sì, se riusciamo e se tutto procede come deve. Quindi i ragazzi saranno chiamati a creare queste borse, queste bag e potranno essere vendute proprio all'interno del centro? Sì, assolutamente, presso il nostro, diciamo, la nostra stanza, il nostro laboratorio, che anzi è aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì mattina, per cui chiunque volesse venire a conoscerci, a trovarci, a scoprire la nostra attività e la nostra mission può tranquillamente. Allora, adesso io le chiedo una cosa, lei è uno psicologo, quindi non è parte in causa soltanto perché fa parte del gruppo così. Lei ha, come dire, no? una competenza molto importante all'interno di questa associazione. Molti dicono parlare di progetti di inclusione già di per sé non include, perché in fondo se guardiamo questi ragazzi sono tutti portatori di sindrome di Down. Non è che per caso passando da quelle parti, anche se vedo un viso molto conosciuto qui, la collega Asia La Rosa, è vero? Sì. Ecco, non è che passando da lì l'inclusione vera si può completare, magari con qualcuno che si può sedere accanto ai ragazzi, che può, non so, scambiare con loro, non necessariamente appartenenti al mondo della sindrome di Down. Assolutamente sì, e questo è proprio il motivo per cui abbiamo scelto di spostare parte delle nostre attività ai portali, perché in realtà la nostra sede è in piazza Lincoln a Catania, ma cerchiamo di spostarci ai portali in maniera tale da appunto essere parte attiva nella società, e quindi è chiaro che portare i ragazzi con la sindrome di Down in mezzo a persone che magari non hanno idea di cosa sia la sindrome di Down aiuta ad accendere quelle lampadine, a chiedersi, a smontare gli stereotipi, a costruire un'inclusione che sia reale, che appunto va costruita giorno dopo giorno nella normalità, non con atti speciali ma con piccole interazioni quotidiane. Perché la mission in generale, adesso al di là del progetto singolo, no, del laboratorio di Cucito, è una mission molto, molto importante, perché si cerca sempre di dare degli strumenti a questi ragazzi per poter raggiungere delle fette di autonomia, no? Esattamente, noi abbiamo tantissimi progetti, ovviamente questo è uno dei tanti, ma facciamo dei laboratori di potenziamento cognitivo, di conoscenza della città in maniera tale da potersi muovere in autonomia, prendere i mezzi pubblici. Esatto. E abbiamo anche un progetto che è Casa della Libellula, è un progetto proprio di autonomia abitativa, dove i ragazzi per degli interi weekend divisi in gruppi vanno a stare da soli con l'assistenza di alcuni educatori per imparare quelle autonomie quotidiane. È chiaro che ciascuno dei ragazzi ha degli obiettivi diversi in base ovviamente agli strumenti che ha a disposizione, ma il nostro obiettivo è quello di raggiungerli al meglio con tutte le possibilità che abbiamo, e soprattutto anche appunto come in questo caso con l'aiuto della rete sociale, che dimostra come un piccolo contributo di tante persone può davvero cambiare la vita a questi ragazzi. Io dico questo, ci stavo arrivando, voi vi autosostentate, diciamo così, no? Sì, è un'associazione. È un'associazione, però nulla osta che, come dire, qualcuno sposi questa vostra idea progettuale così ampia e dare un contributo a una causa come questa. Credo che sia una forma di piccolo dovere sociale, no? Dice bene quando dice piccolo dovere sociale, piccolo, sono davvero dei piccoli contributi. Perché basta quello, nel senso, delle piccole è la classica donazioni. Goccia che è nel mare, ma è una goccia, no? E quindi fa bene al cuore, fa bene in generale a tutto questo. Quindi se noi parliamo di queste iniziative, come stiamo facendo oggi, come spesso ci capita di fare nei nostri appuntamenti di informazione, nelle nostre reti, portiamo nelle case dei nostri telespettatori così, no? Piantiamo il semino della possibilità di dare una mano. Sì. Come raggiungervi? Come possiamo raggiungerci? Sicuramente tramite i nostri social, Facebook, Instagram o sul nostro sito internet, venendoci a trovare in presenza sia nella nostra sede di Piazza Lincoln che appunto al Parco Commerciale ai Portali. Noi siamo veramente aperti alla conoscenza, che per noi è la base non solo per il sostentamento economico, ma anche per far conoscere i nostri progetti che magari passano in sordina ma davvero cambiano la vita di alcune persone, e noi questo ci teniamo a sottolinearlo. Allora, ci siamo accorti anche attraverso altre associazioni, no? Perché voi siete parecchi sul territorio, vi muovete con grande competenza e grande amore, che l'arte, per esempio, è uno splendido viatico
per le emozioni, anche per questi ragazzi che si calano appieno in iniziative che vengono sottoposte. Voi avete qualche progetto artistico, uno spettacolo, la danza? Sì, assolutamente. Noi svolgiamo tantissimi laboratori, appunto, anche basati sull'espressione artistica, quindi abbiamo il laboratorio di flamenco che ai ragazzi piace tantissimo, ma abbiamo anche quello di teatro, spesso organizziamo degli spettacoli, quindi vi aggiorneremo anche sulle prossime date. Dove li fate questi spettacoli? Dove troviamo disponibilità? L'ultimo è stato a Santa Catalina Battiati, dove il comune ci ha messo a disposizione il teatro comunale, è stato a maggio. Quindi lanciamola questa cosa, sì. Mettiamo a disposizione degli spazi perché questi ragazzi possano esprimere se stessi attraverso l'arte, che è ovviamente, no, una chiave di volta per tantissime cose, e soprattutto, se mi posso permettere, doniamo il nostro tempo all'associazione, no? Perché per fare gli spettacoli, allora, lo psicologo c'è, però siamo in tanti. No, per lo spettacolo. Però, dico, tante professionalità possono aggiungersi, no, per dare una mano, spendere del tempo. Al Parco Commerciale Portali, appunto, noi svolgiamo anche delle attività di arte e manualità, quindi lavoriamo la creta, l'argilla, mi perdoni, oppure i laboratori di fotografia con delle persone che sono delle artiste e di conseguenza, appunto, si mettono a disposizione con i ragazzi, anche perché molti di loro non sono verbali, di conseguenza utilizzare le mani, utilizzare l'estro artistico è il loro modo di contattare il mondo, è il loro modo di esprimersi e di far parte della società. Ecco, lei ha toccato un tasto, no? Alcuni di loro non sono verbali, alcuni di loro comunicano in una maniera gestuale. Questo mi fa pensare, oltre naturalmente al grado di gravità, no, della sindrome in ciascuno delle persone in modo assolutamente diverso, all'ipotesi che già all'interno dell'associazione, tra loro stessi, ci possano essere dei tutor, no? Il più, come dire, quello che sa far più cose insegna all'altro, c'è questa cosa? Sì, non sono tanto d'accordo sul chi sa far più cose, perché ciascuno di loro ha una propria peculiarità, magari brilla in empatia pur non parlando, però sicuramente tra di loro c'è un'estrema collaborazione, questo sì, e noi lo vediamo anche nei casi, diciamo, con una compromissione un po' più accentuata, che davvero si ritrovano protetti da una rete di amici che cercano sempre di stimolarli e di aiutarli. E questo per noi è importantissimo, per questo i nostri laboratori sono sempre molto frequentati, molto affollati, ma a noi va bene così. Allora, siamo quasi al termine, è sempre molto emozionante parlarne. Le chiedo due cose. La prima di queste, mi dica l'emozione più grande che le ha dato questa esperienza di vita. Immagino che per lei sia prevalentemente di vita, no? Sì, io non avevo grandi esperienze con la sindrome di Down. In realtà è una sfida quotidiana, è un'emozione quotidiana, perché anche i piccoli passi, il raggiungimento di piccole autonomie, anche banalmente per i ragazzi non verbali, riuscire a utilizzare la CAA, cioè una comunicazione aumentata, alternativa, che permette di comunicare con il mondo, già quello apre tantissime porte, ma davvero ne potrei raccontare quotidianamente un'infinità. Bene, qualcuno che vuole venire a parlare c'è, ce lo porta uno dei suoi ragazzi. Perché no? Se la sentono, certo. Allora, sono adulti, sono liberi di scegliere. Assolutamente. Poi è meraviglioso, perché devo dire che forse se c'è qualcosa che li unisce è questa assenza di filtri, che da una parte a noi, insomma, tutti un po' impacchettati nelle nostre realtà, a volte ci mette in difficoltà, ma se guardiamo bene, in effetti questa assenza di filtri è qualcosa di veramente genuino e meraviglioso. L'ultima cosa, faccia un recap sull'appuntamento che c'è da martedì. Sì, il martedì mattina dalle 9:30 alle 12:30 ci trovate al Parco Commerciale I Portali a svolgere Sarti di Sogni, che appunto andiamo tutti a comprare le nostre borse, i nostri regali di Natale proprio da questi ragazzi meravigliosi. Grazie davvero, Grazie in bocca al lupo per tutto. Noi adesso andiamo a vedere come sarà il tempo in Sicilia e torniamo con un altro argomento. Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì. Notiamo le nuvole e le piogge che tornano al nord e sulle regioni centrali, mentre il sud vivrà una fase tutto sommato stabile. Ce lo conferma la successiva immagine, con un mercoledì tra sole e qualche nuvola sparsa sulla Sicilia. Comunque non prevediamo piogge e i venti però in rotazione di Ostro e Scirocco, e quindi le temperature miti in alcune aree simili estive.
Difatti troviamo i 24 gradi come a Messina, 23 gradi a Palermo, comunque appunto un po' tutta l'isola. Durante il pomeriggio andrà sopra i 20 gradi. E nel corso di giovedì invece cambiano le cose, una zona di bassa pressione apporterà una maggiore variabilità sulla Sicilia e arriverà in giornata anche qualche pioggia o breve temporale. Le temperature per quanto riguarda la giornata appunto di giovedì 30 non subiranno grosse variazioni, anzi in alcune zone anche un lieve aumento, ci attendiamo 25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo. Bene, siamo tornati in studio, io attiverei subito con il benestare della mia regia, lo vedo, il collegamento con Alfio Mannino, segretario regionale di CGIL Sicilia. Buongiorno Mannino, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per il cortese invito. Allora, l'invito è assolutamente con una giusta tempistica perché voi oggi sarete impegnati in una importantissima conferenza stampa. Perché importantissima? Perché quando si parla del futuro della nostra isola è tutto importantissimo, particolarmente in vista di una finanziaria per la quale le proposte avranno una fetta molto importante e speriamo naturalmente che queste proposte non siano soltanto, dice vabbè dobbiamo ascoltare le proposte, che siano realmente, no, parte integrante di un progetto, anche di un evidente futuro possibile grande emendamento. Di cosa si parlerà oggi, segretario? Ma noi avremmo una finanziaria che, a differenza di altre volte, è veramente una finanziaria consistente. Si parla di una finanziaria di oltre 1,2 miliardi. E noi quindi non possiamo assolutamente sprecare queste risorse mille rivoli nella parcellizzazione della spesa senza affrontare alcune delle criticità che invece attraversano la nostra regione. Noi proponiamo che venga messa in campo una finanziaria snella, che venga messa in campo provando a dare risposta a progetti mirati, una finanziaria in 9 punti, non più di 20 commi, e che provi, come dicevo prima, ad affrontare le emergenze di questa nostra regione, dall'emergenza abitativa, dal provare a mettere al centro i giovani, tant'è che mettiamo in campo risorse straordinarie, circa 200 milioni da destinare alle politiche giovanili, che significa diritto al trasporto, che significa diritto allo studio, che significa avviare una grande campagna, per esempio per quanto riguarda un servizio civile regionale da svolgere nelle botteghe artigiane, quindi per rilanciare un pezzo dell'apparato produttivo di questa nostra regione. E poi provare davvero a dare una risposta concreta a quella che è l'emergenza abitativa. Questo senza tralasciare politiche invece di sviluppo concreto, di sviluppo economico della nostra regione, provando a dare risposte innanzitutto all'edilizia e poi affrontare davvero il tema e il problema della sanità. Noi chiediamo un piano straordinario di assunzione nella sanità per assumere medici, infermieri, soprattutto nei territori più periferici, per garantire il diritto alla salute anche in quelle realtà. Allora, Mannino, facciamo così, partiamo proprio dalla fine, no? Perché lei ha citato il tema della sanità che è stato al centro di un dibattito politico, molto spesso più che altro una querelle, no? Su figure di dirigenti, eccetera. In realtà le problematiche della sanità siciliana, come dice lei, insomma, stanno altrove. Quali potrebbero essere, come dire, i punti di congiunzione con quelle che sono le ipotesi di questa finanziaria rispetto a quello che voi state dicendo adesso? Ci sono dei punti di congiunzione? C'è del buono dal quale partire? Ma innanzitutto noi siamo in una fase di limbo, certo, perché come voi sapete il governo regionale ha approvato la rete ospedaliera che in questo momento è al vaglio del Ministero, e vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se questa rete ospedaliera finalmente avrà il via libera. Ma al di là di quella rete ospedaliera, che naturalmente noi riteniamo ci siano delle criticità e le abbiamo sottoposte all'attenzione del governo, c'è una vera e propria emergenza, che è quella della carenza del personale. Non lo dice la CGIL, lo dicono gli atti aziendali. Ad oggi mancano 17.000 unità nel sistema sanitario regionale di questa nostra regione. Ed è necessario, se noi vogliamo dare una speranza, soprattutto alle strutture ospedaliere medio-piccole, se vogliamo dare una speranza alla rete ospedaliera nei territori più periferici, fare una grande campagna di assunzione di medici, infermieri, personale OSS, provare davvero a avere quel personale in grado intanto di garantire il diritto alla salute. Poi non c'è dubbio
che noi abbiamo la necessità di rivedere facendo un grosso investimento nella medicina del territorio, perché noi non possiamo immaginare in questo tempo, in questa stagione, di vivere e di mettere in campo un diritto alla salute che sia tutta incentrata sulla centralità appunto degli ospedali. La centralità innanzitutto va data alla medicina del territorio, alla domiciliarità, e noi sotto questo aspetto chiediamo che vengano allocate circa 40 milioni di euro per rafforzare la medicina del territorio. Io credo che questa è una delle risposte più importanti da dare, ripeto, perché noi non possiamo pensare, fermo restando, che la rete ospedaliera è fondamentale, ma la centralità va data al territorio. Io credo che la stagione del Covid questo ce l'abbia insegnato, e quindi noi diciamo grossi investimenti per rafforzare la medicina territoriale, per rafforzare la domiciliarità e soprattutto per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti. Senta, ma queste intenzioni, quello che io le chiedevo, trovano un corrispettivo secondo lei? Perché è chiaro che la rete, così come è stata formulata, ha trovato da parte delle opposizioni grandi critiche, no? Proprio per quello che lei mi diceva, per alcuni, come dire, accentramenti e l'aver trascurato altre cose. Ma su questo punto c'è un'ipotesi di convergenza? Perché poi noi vorremmo che le cose si facessero. Ma guarda, da quello che noi leggiamo, il giudizio critico non è soltanto delle forze sindacali e delle forze di opposizione, anche forze di maggioranza hanno espresso parecchie perplessità rispetto alle proposte che sin qui sono state fatte. Il tema vero è che una delle questioni che noi abbiamo posto è che questa rete ospedaliera non è stata discussa né con i territori, con gli enti locali, e neanche con chi rappresenta il mondo del lavoro. Quindi già c'è una questione di metodo che andrebbe in qualche modo affrontata e superata. La seconda questione, per quel che ci riguarda, è che noi possiamo fare qualsiasi tipo di discussione sulla rete ospedaliera, ma se non pensiamo a rafforzare il personale, qualsiasi discussione rischia di essere vana, perché una delle questioni che io sottopongo all'attenzione, noi abbiamo una straordinaria opportunità che ci è data dal PNRR, che è quella di avere risorse importanti per costruire ospedali di comunità, case di comunità, però per dare vita a queste strutture noi abbiamo bisogno di personale, perché non faremo un servizio utile che per aprire queste strutture depotenziamo il personale che c'è negli ospedali che oggi sono esistenti. E quindi io credo che la centralità innanzitutto va data una grande stagione di assunzione straordinaria sul terreno sanitario. Per fare questo ci vogliono le risorse, per fare questo è necessario che piuttosto che spendere risorse mille rivoli si canalizzino verso questa direzione. Senta, poi come dicevo, oltre al diritto alla salute, la fermo solo per un attimo, perché altrimenti non riusciamo a toccare un tasto importante, fondamentale, no? Per il quale vi siete sempre battuti, il lavoro. I giornali oggi titolano: finanziaria, sgravi fiscali alle imprese per le assunzioni. È una buona notizia, no? Ma guardi, tutto quello che può migliorare la competitività del sistema regione è sempre una buona notizia. Io però osservo due cose: noi abbiamo bisogno invece di grandi investimenti per costruire lavoro, per determinare quelle condizioni di crescita economica vera. Sulla decontribuzione io mi permetto di dire però faccio un'osservazione. Noi come CGIL ci siamo battuti contro il governo nazionale per quanto attiene la cancellazione di decontribuzione sud. La risposta che ci è stata data dal governo nazionale, che ha fatto sì che il governo regionale su questo non si battesse con la dovuta forza e determinazione, è che c'è stata risposta che decontribuzione sud non aveva l'approvazione della comunità europea perché violava i vincoli per quanto attiene la concorrenza. Ora io mi chiedo, se c'erano questi vincoli della concorrenza quando si parlava di decontribuzione sud e impattava in Sicilia per circa 800 milioni di euro l'anno, come mai oggi riproponiamo quella misura? Allora delle due una, o la CGIL aveva ragione un anno fa a dire che decontribuzione sud doveva essere resa strutturale e che quindi il governo della regione doveva imporre al governo nazionale di mantenere quella misura, oppure
non l'hanno fatto per non dispiacere il governo nazionale e oggi utilizzano le risorse che invece che ci debbono servire per gli investimenti infrastrutturali sia da un punto di vista materiale che sociale, che invece noi potevamo utilizzare in maniera diversa. Dopodiché, visto che il governo nazionale continua a non guardare con attenzione e interesse alla Sicilia e al Mezzogiorno, ripeto, anche questa misura per quanto ci riguarda può andare bene, anche se noi nella nostra proposta, nella nostra idea, invece riteniamo che vadano messe in campo politiche di sviluppo e soprattutto, piuttosto che decontribuzione finanziaria, progetti veri e realistici. E l'altro elemento centrale che c'è nella nostra proposta è provare a mettere in campo un piano straordinario di assunzione delle giovani e giovani ragazzi che oggi purtroppo sono costretti a scappare via da questa terra. Sì, e c'è il tema ovviamente della fuga delle nostre intelligenze. Segretario, io la ringrazio tantissimo, ovviamente oggi sarà una giornata intensa, è una giornata intensa che noi certamente riusciremo a raccontare attraverso i nostri telegiornali e speriamo che questa sia veramente l'apertura per un confronto onesto, perché lo diciamo, noi parliamo, sembra che parliamo alla finanziaria, si usano termini molto spesso un po' difficili per la gente, però dobbiamo dire che la finanziaria fatta bene per il futuro dell'isola è uno strumento fondamentale, è una risposta, è uno strumento fondamentale, non è che parliamo di aria fritta, parliamo di un futuro ed è fondamentale. Grazie segretario. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ci fermiamo, c'è un altro stacco e poi ci occupiamo di un'altra tematica, ci collegheremo con l'Università di Catania. A tra poco. E siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia. Prima di proporvi il prossimo spazio che stiamo perfezionando nel nostro collegamento, ci sono delle notizie che arrivano quest'oggi. Intanto una notizia che vi raccontiamo praticamente quasi tutti i giorni. Ecco, questa invece è quello che è accaduto ieri sera, della notizia di cui parlavo vi dico dopo, perché le immagini che vedete sono di una fiaccolata, la fiaccolata per la pace. Dopo la messa celebrata nella chiesa di San Biagio, officiata da Don Alfio Carbonaro, nell'ambito delle iniziative promosse dalla CISL di Catania sul tema Insieme per la pace, ieri sera una fiaccolata in piazza Stesicoro ha accompagnato letture e riflessioni proposte da lavoratrici e lavoratori, associazioni, studenti e cittadini come segno di unità e testimonianza collettiva contro ogni forma di guerra, odio e violenza. Erano presenti tutti i vertici del sindacato etneo, amministratori, associazioni ed enti territoriali. Le iniziative Insieme per la pace sono inserite nel quadro delle manifestazioni della Maratona per la pace, promossa dalla CISL nazionale come segno di impegno concreto per la difesa della vita, della dignità umana e del dialogo tra i popoli, e che si concluderà il 15 novembre con la grande manifestazione pacifica di Roma. E adesso alla notizia che vi stavo per l'appunto iniziando a leggere, ed è una di quelle notizie che noi normalmente non vorremmo leggere, nel senso che purtroppo poi ci ritroviamo a raccontare di violenza nei confronti delle donne, di violenze, di maltrattamenti all'interno delle famiglie praticamente quasi tutti i giorni. Prima abbiamo sentito Lorena Dolci nel corso della rassegna stampa, si parlava dell'ennesimo femminicidio con numeri davvero incredibili nel corso del solo anno 2025. Adesso vi porto con questa notizia a Riesi, nel Nisseno, dove i carabinieri hanno arrestato un 36enne dopo la denuncia presentata dall'ex compagna, vittima di continue violenze e atti persecutori. L'uomo, non rassegnatosi alla fine della loro relazione, in più occasioni ha contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore. In uno di questi episodi l'ha aggredita nella sua
sua casa, costringendola a subire atti sessuali che avrebbe ripreso e documentato con il telefono cellulare. Adesso ci spostiamo perché vedo il nostro collegamento, vedo il nostro operatore Angelo Pandolfo che sta per l'appunto microfonando gli ospiti con i quali tratteremo di una campagna importantissima, perché parleremo del papilloma virus, di quello che significa, che potrebbe significare contrarre il papilloma virus, ma anche di quello che si può fare, la prevenzione dunque con la vaccinazione, in un connubio assoluto tra l'ASP di Catania, le iniziative dell'ASP di Catania, la scuola, ma anche in questa fattispecie l'Università di Catania, nasce questa iniziativa di promuovere la vaccinazione contro il papilloma virus. Allora, vedo con il microfono Antonella Sgroi, direttore del Dipartimento Ingrassia di Unicit. Buongiorno dottoressa Sgroi, mi sente? Dottoressa Godi. Mi chiamo Antonella Godi, sì, sono la direttrice del Dipartimento Ingrassia dell'Università degli Studi di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Questa iniziativa è all'interno di una collaborazione tra l'Università degli Studi di Catania, in particolare sono delegata dal Rettore per portare i saluti istituzionali, l'apprezzamento e il supporto a questa iniziativa da parte del magnifico rettore professor Enrico Foti e di tutto l'Ateneo, perché in realtà si tratta di una giornata dedicata alla prevenzione che si inserisce all'interno di un accordo più ampio tra l'ASP Catania e l'Università degli Studi di Catania, che vede anche altri dipartimenti coinvolti, oltre il Dipartimento Gianfilippo Ingrassia che ho l'onore di dirigere, proprio per il supporto alla prevenzione e al piano regionale della prevenzione, all'interno del quale c'è appunto l'obiettivo di aumentare le coperture vaccinali in generale, più in particolare questa. Infatti lo scenario epidemiologico delle coperture vaccinali in Sicilia ha bisogno di un miglioramento, ha bisogno di uno scatto in più, e quindi è necessario attivarci tutti con quello che appunto viene definito un gesto d'amore. Perché? Perché vaccinarsi non è soltanto proteggere se stessi, ma è interrompere la trasmissione delle infezioni e quindi proteggere anche gli altri, quelli che non siamo riusciti a raggiungere con la vaccinazione. Ma noi con questa giornata, con questo Open Day dedicato a tutti gli studenti dell'Ateneo, intendiamo cercare di raggiungere tutti. Bene, grazie. Allora, io immagino che il parlarne sia fondamentale, perché evidentemente la sensibilizzazione così imponente messa in piedi anche appunto in questo rapporto tra l'ASP di Catania, le università e la scuola, sia oggettivamente figlia di un'esigenza, no? Di un'esigenza di parlare di qualcosa di cui si parla poco, per cui vedo Gabriele Giorgiani, dirigente responsabile di unità operativa semplice del coordinamento operativo attività vaccinali metropolitane e provinciali. È lunghissima, ma ce l'abbiamo fatta con il microfono, e così è stata un'iniziativa necessaria questa. Sì, questa iniziativa si inserisce all'interno di altre iniziative del Dipartimento di Prevenzione, che sono le cosiddette giornate di prevenzione che stiamo sviluppando con il direttore, l'ingegnere Leonardi, nell'arco di questi 2 mesi, e si inserisce appunto, come diceva la professoressa, all'interno di un accordo quadro con l'università con cui stiamo sviluppando tante iniziative nell'ambito della prevenzione, perché questa vaccinazione è fondamentale, perché è una vaccinazione che protegge dal cancro delle sfere genitali, sia maschili che femminili, e dai tumori testacollo. Purtroppo in Sicilia siamo tra i fanalini di coda per coperture vaccinali, quindi stiamo cercando di implementare tante iniziative, tra cui appunto questi Open Day universitari, ma anche le attività nelle scuole, che speriamo permettano sia di aumentare le coperture che portare soprattutto un messaggio di sensibilizzazione nei confronti della vaccinazione, proprio perché questa è una vaccinazione cardine nell'ambito appunto delle attività di prevenzione.
Ecco, allora, noi purtroppo abbiamo iniziato un po' in ritardo il nostro collegamento, quindi diamo spazio al dottore Morello, che saluto con immenso piacere. Lo ritroviamo, Mario Morello, direttore dell'unità operativa complessa Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti, grazie per averci ascoltato e innanzitutto volevo porgere di nuovo i ringraziamenti al Rettore, rappresentato qua dalla professoressa Godi, che ha dimostrato una notevole sensibilità per questa iniziativa. Un'iniziativa che ripetiamo per la seconda volta, lo scorso anno l'abbiamo già attuata, abbiamo avuto un grande afflusso di studenti che sono molto sensibili a questo problema. Ricordiamo per i non addetti ai lavori che i tumori della sfera genitale e orofaringea sono sostenuti tutti, sono dati tutti dalla infezione del virus del papilloma. Quindi la vaccinazione è fondamentale. Al di là dei numeri dei vaccinati di oggi, questa iniziativa serve anche grazie a voi a diffondere sempre di più la cultura della vaccinazione. Certo, ma allora, quello di oggi all'Università di Catania è un Open Day, è l'invito alla vaccinazione. Dove si può fare questa vaccinazione e che cosa serve per potersi vaccinare? Allora, sì, per la vaccinazione ovviamente chi non può partecipare all'Open Day, che sarà aperto tutta la mattina, può prenotare comunque la vaccinazione andando sul sito aspct.it nella sezione vaccinazioni, oppure può comunque mandare una mail per chiarimenti e quant'altro a stophpv@aspct.it. Nel frattempo, appunto, con la professoressa volevamo anche ringraziare il direttore della scuola di specializzazione, il professore Antonio Mistretta, perché per il supporto operativo appunto dei colleghi di specializzazione della scuola di igiene, quindi proprio perché questa iniziativa rientra appunto tra le iniziative importanti e cardine anche di un igienista, quindi assolutamente volevamo ringraziare. Sì, volevo anche aggiungere che ringraziamo anche i media per il loro contributo, perché appunto, come si diceva all'inizio, una buona comunicazione è fondamentale proprio per la diffusione dell'informazione, ma anche per la motivazione a partecipare ai piani di prevenzione. La prevenzione non si può imporre, deve essere una partecipazione attiva e quindi l'engagement viaggia anche attraverso i media, quindi grazie anche a voi. Allora, a parte tutti questi ringraziamenti, io mi rendo conto che è sempre importante dire grazie, no? Mai dimenticarsi di dire grazie quando il grazie è fondato. Però è molto importante che si lanci questo messaggio. Il papilloma virus bisogna, come dire, anticiparlo, no? Bisogna prevenire con la vaccinazione, quindi è importante farlo per un'età specifica, immagino, quindi non abbiamo parlato dell'età, mi dovete dare i range di età e se ci sono delle prescrizioni, se ci sono dei certificati che devono essere presentati, noi dobbiamo informare i giovani che ci ascoltano che si può fare in questo modo. Per favore una risposta velocissima e poi dobbiamo chiudere. Allora, sì, la vaccinazione è assolutamente raccomandata dagli 11 anni compiuti, sia negli uomini, sia nei ragazzi che nelle ragazze, dagli 11 fino ai 15 anni. Dagli 11 ai 15 anni la vaccinazione si effettua in 2 dosi a distanza di 6 mesi l'una dall'altra. Dai 15 anni in poi avremo la somministrazione di 3 dosi. Per le ragazze nate prima del 1996 e per i ragazzi nati prima del 2003 la vaccinazione è assolutamente raccomandata, ma basta portare una certificazione attestante quindi la raccomandazione della vaccinazione e la condizione di rischio da parte del medico di famiglia o del ginecologo di fiducia. Non ho potuto presentarla perché non avevo il suo nome, si presenti da sola e ci salutiamo.
Sono la dottoressa Barbagallo Erika. Grazie davvero. Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione. Ne riparliamo magari a cose fatte per capire come si è svolta e che successo ha avuto questa campagna. Grazie ancora, adesso parliamo di stelle, le stelle che arrivano sempre insieme a Marco Amato. Allora, ci colleghiamo con Marco Amato, c'è il mio carissimo amico Marco. Buongiorno Marco, impresa sempre più difficile. Roberta. Buongiorno, tu sei diventato un maestro quasi di Formula 1 con le stelle, a te. A noi allora, oggi vi sottopongo all'attenzione delle stelle un sodalizio che dura da ben 60 anni, proprio per raccontarvi la forza di quelle che sono le opposizioni zodiacali. Vi parlo dei Pooh, che festeggiano nel 2026 60 anni di carriera e che inaugurano un tour meraviglioso che si chiama Pooh, la nostra storia. Ebbene, è un toro, un gemelli, un sagittario e uno scorpione. Quindi questi sono i segni zodiacali di Dodi Battaglia, di Robby Facchinetti, di Riccardo Fogli e di Red Canzian. Ebbene, sono due coppie di opposizioni, i gemelli comunicativi opposti al sagittario istintivo, il toro solido e lo scorpione assolutamente passionali. Gli opposti non solo si attraggono ma generano anche tantissime magie. E ora velocissimi da Formula 1 e Pole Position, vediamo che nel cielo vi racconto che Mercurio passa da Scorpione a Sagittario, mentre la Luna da Capricorno ad Acquario e si congiunge a Plutone. Oggi è una giornata un po' particolare per lo zodiaco, quindi l'Ariete diventa assolutamente più smarcato perché Mercurio se ne va da Marte, quindi diventate ancora una volta più istintivi. Toro, Mercurio non è più opposto, per cui potete di nuovo comunicare. Non per questo le cose saranno più semplici, ma almeno se ne potrà parlare. Gemelli, inizia l'opposizione proprio del vostro pianeta al vostro segno zodiacale. Che succede? Dovete essere un pochino più ironici e veloci nel dire le cose. Cancro, per voi perdete un po' l'appoggio di Mercurio, ma guadagnate con i sogni della Luna, per cui un po' più di fantasia e soprattutto non attardatevi sull'oggi, domani è più bello. Leone, ecco, inizia Mercurio più comunicativo, esternate di più, socializzate di più, quindi la vostra voglia di stare al centro dell'attenzione diventa un pochino più fattibile a livello comunicativo. Vergine, per voi quadratura di Mercurio, ma è la Luna che oggi vi offre un assist molto importante, per cui cercate di sentire più che ascoltare. Bilancia, Venere, poverella, nei vostri gradi se la vede con un Giove che vuole di più, ma la Luna oggi vi suggerisce di gestire le cose in una maniera un po' più fascinosa. Non mancherà a voi, siete il segno del resto del savoir-faire. Scorpione, Mercurio oggi vi abbandona, ma Sole e Marte rimangono con voi. Forza, coraggio, passione. Sagittario, Mercurio arriva nei vostri gradi, quindi oggi sarete un po' più abili con le parole. Capricorno, la Luna vi abbandona e meno male perché voi non la sopportate proprio. Passa in Acquario, parla di soldi, oggi pianificazione. Acquario, per voi la Luna oggi tesse delle intriganti attrazioni passionali, i ghiacci si sciolgono. Pesci, per voi oggi Marte vuole una forte presenza della vostra forza di decisione, quindi dovete essere meno dolci e più aggressivi. Ogni tanto tocca anche a voi. E detto questo, auguro a tutti una bellissima giornata. Ciao Roberta e buongiorno Sicilia. Ciao Marco, con Lorena Dolci pensavamo quando ci viene a trovare a Catania, insomma poi ci rispondi. Abbiamo tante domande. Muovo dalla voglia, in realtà è in programma, vi farò una sorpresa. Benissimo, grazie Marco. Lorena, a chiudere davvero come sempre siamo di con corsa. Questa curiosità che prendiamo da Repubblica, il popolo degli smemorati che perde le chiavi di casa, ma solo di domenica, cioè sono in aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi anni, anzi questo il 2024 è stato l'anno
l'anno peggiore degli ultimi 10 anni, il record questa volta non ci siamo noi, in testa c'è l'Emilia Romagna, la causa è la fretta e l'ansia, e pensa poi c'è chi cerca di, per convincere i vigili del fuoco, si inventa la scusa per accelerare l'intervento, come ho dimenticato il gas acceso, oppure c'è mio figlio piccolo da solo in casa, poi non si trova né il fornello né il bambino piccolo, ma quantomeno i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta di casa trovando le chiavi quasi sempre lasciate sul tavolo della cucina. Grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia, finisce qui e torna domattina alle 8.